Si sono svolti stamani presso la chiesa della Badiola a San Michele, in pieno centro storico, i funerali di Maria Fiorino, di anni 94, deceduta nel rogo di qualche giorno fa nella via San Girolamo, alla presenza dei familiari, di tanti amici che conoscevano la signora, che da anni abitava il loco. Anche il primo cittadino ha voluto presentare alla manifestazione in segno di solidarietà alla famiglia. Ieri anche un sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco, presente l'ingegnere Capraro, i tecnici comunali e l'autorità di polizia, per permettere l'accesso, in quanto lo stabile è sequestrato ed è vietato entrarvi, per via anche di un'inchiesta aperta dalla Procura di Agrigento che permetterà di fare luce su quanto accaduto, sulle cause dell'incendio che hanno visto come vittima la signora Fiorino. Si dovrà anche accertare come mai il rogo è stato particolarmente violento, come ci ha dichiarato il comandante dei Vigili del Fuoco. Allora, lo stabile risulta attualmente inagibile a causa dei danni conseguenti all'incendio, il calore che ha colpito le strutture dello stabile. Dovranno essere fatte da parte della proprietà delle verifiche con i tecnici di parte del condominio, delle verifiche approfondite per verificare se ne sono necessari, e sicuramente lo saranno, degli interventi di consolidamento sul solare delle strutture portanti conseguenti ai danni all'incendio. Quindi ieri avete fatto un sopralluogo, no? Mi pare che era presente, era presente il tecnico del comune, un funzionario del comando, l'ingegnere Capraro, e dei tecnici della condominio. Ho capito, quindi al momento diciamo lo stabile è inagibile. Sì, per quanto visibile a vista per i danni che sono comportati a causa del calore dell'incendio, per ora bisogna mantenere l'inagibilità. Bisognerà fare delle analisi più approfondite sulla portanza residua di queste strutture, sui eventuali interventi di ripristino per poter far ritornare l'inagibilità all'edificio stesso. Comandante, mi faccio capo di alcune lamentele, so che voi avete agito perfettamente, però ecco, c'è un problema che nel centro storico le viuzze strette, i vostri mezzi sono grandi, magari si poteva fare di più. Non esistono mezzi al mondo per poter intervenire in un tessuto urbano come quello del centro storico di Agrigento. Noi potremmo intervenire su ci sono dei mezzi un po' più piccoli che però non abbiamo in dotazione, che possono consentire l'intervento nelle vie principali del centro storico, sì, ma poi ci sono tantissimi edifici che sono ubicati in scalinate, strade strette. Il centro storico di Agrigento è di tipo medievale. In questi luoghi si interviene in maniera tradizionale, con tecniche di intervento consolidate, quindi stendimento di tubazioni, utilizzo di scale, cosiddette scale a ganci o scale italiane, che consentono ai vigili del fuoco di raggiungere qualunque punto. Storicamente i vigili del fuoco lavorano così e si allenano tutta la vita per poter intervenire in questo modo. Quindi è vero che un cestello potrebbe migliorare in certe situazioni l'intervento, ma non sarebbe comunque risolutivo di tutte le situazioni che ci sono all'interno del centro storico, perché un centro storico medievale ha una sua distribuzione che non consente con i mezzi moderni, proprio per la sua costituzione, di raggiungere i vari luoghi, e per questo noi siamo allenati e organizzati per poter fare l'intervento anche in questi luoghi. E in effetti l'intervento è stato effettuato, direi, rapidamente, perché l'incendio si è sviluppato con grande violenza, per quello che so, per quello che mi hanno raccontato i miei tecnici, nella camera da letto, in una maniera abbastanza anomala, per cui sono in corso indagini approfondite, perché in un ambiente civile, in un appartamento, generalmente incendi del genere si sviluppano con grandissima violenza in cucina, dove ci sono gas e liquidi infiammabili. Probabilmente questa signora anziana, questo bisognerà fare poi delle indagini accurate e sentire chi l'accudiva, probabilmente utilizzava dei disinfettanti a base alcolica, non lo so. Certo, si sono sviluppate delle fiamme che hanno distrutto il materasso e hanno distrutto la camera da letto con una violenza inusitata. Ho capito. E per questo l'edificio è sotto sequestro, è stato in corso delle indagini da parte della polizia. Questo lei potrà Anche perché la signora era sola in quel momento, non era con nessuno. La signora è stata lasciata sola, signora di 94 anni, e questo chiaramente è una situazione un pochino, diciamo, che ha complicato, perché probabilmente non si poteva muovere, mi dicono. Quindi ancora voi non sapete quali sono state le cause dell'incendio, una cosa anomala, no?
Noi non sappiamo quali sono le cause dell'incendio, però l'anomalia sta nella violenza con cui l'incendio ha colpito questo appartamento. Cioè non è normale che nella camera da letto di un appartamento di civile abitazione si generino fiamme con questa violenza. Probabilmente erano presenti dei liquidi, degli alcoli o altre sostanze, non so, che hanno favorito lo sviluppo dell'incendio. Probabilmente. Su questo stiamo analizzando lo sviluppo dell'incendio.